chiamo Marco Vanelli, sono un critico cinematografico e anche un docente di lettere in una scuola media della Lucchesia. In qualità di insegnante mi trovo tutti i giorni a dover avere a che fare con l'educazione alla legalità, sia quando la si affronta nella materia più specifica che è l'educazione civica, ma anche attraverso le altre discipline che spesso hanno a che fare con questi aspetti. Comunque, ciò che più conta di fronte ai ragazzi è soprattutto la credibilità dell'insegnante, perché si ha a che fare, ripeto, quotidianamente con questioni che attengono all'aspetto della legalità, a partire anche dal fatto che come insegnante, occupandomi di cinema, uso il cinema come mezzo educativo, come strumento didattico. Per i ragazzi, per esempio, è normalissimo vedere i film attraverso la pratica dello scaricarli illegalmente da internet. Non passa loro per la testa proprio che questa cosa possa anche non essere corretta. Molti di loro non sono mai andati al cinema in vita loro proprio perché sono abituati già in famiglia a scaricare i film. Quindi anche in questo senso far vedere che invece esiste un'altra pratica che si possono acquistare regolarmente, legalmente i film e non sono un bene, come dire, disponibile così magicamente sulla rete, è già un modo diverso di approcciarsi alla questione. Inoltre il cinema permette anche di offrire dei temi legati alla legalità attraverso tanti film, i titoli potrebbero essere infiniti, ma che spesso poi diventano un po' troppo lunghi per i tempi scolastici che hanno sempre un'ora come base e dentro la quale dobbiamo frammentare magari film che richiederebbero invece più tempo per essere visti. Quindi in questo senso mi sento anche di consigliare la scelta di cortometraggi che affrontano appunto in breve con lo stile di una parabola temi che hanno a che fare appunto con il rispetto dell'essere umano, il rispetto delle regole, la convivenza civile. Mi vengono in mente soprattutto i film di Abbas Kiarostami, soprattutto i primi, che sono dei cortometraggi educativi particolarmente efficaci. Dobbiamo ricordare che il cinema iraniano è degno erede del cinema italiano neorealista e quindi c'è alla base lo stesso tipo di sentimento umanistico, di rispetto per l'uomo, di rispetto per la collettività, ma anche i cortometraggi africani che si trovano appunto in DVD e che possono essere acquistati tramite il COE, il Centro Orientamento Educativo, e il CINIT, Cineforum Italiano, che ogni anno scelgono 3-4 cortometraggi che provengono dalle cinematografie africane e che spesso sono legati proprio alla questione dei diritti umani, del rispetto e sono un modo per far conoscere anche altre cinematografie che in pochi minuti riescono a essere estremamente efficaci e rimanere un po' come delle parabole che dal punto di vista didattico risultano molto efficienti, molto utili per l'attività dei docenti.